Amministratori, imprenditori e politici veronesi si sono confrontati in un convegno organizzato dalla CISL sul tema della democrazia economica, governance e partecipazione dei lavoratori all'impresa. Sul principio della partecipazione all'impresa ha trovato il consenso del presidente dell'Industriali Scaligeri Bolla e del direttore organizzativo del gruppo Volkswagen Italia Di Palma. Al dibattito ha partecipato anche il segretario generale della CISL Bonanni, il quale, concludendo i lavori, ha ribadito che oggi per superare la crisi è indispensabile partecipare alla ripresa insieme alle imprese, anche se parlare di partecipazione sembra utopistico e quantomeno coraggioso, ma è l'unica via da seguire. È la partecipazione la chiave di volta per risolvere i tanti problemi che sono di fronte a noi. Diversamente esiste solo il Novecento, per noi il Novecento è stato un bel periodo di progresso, ma oramai abbiamo altre frontiere da affrontare. Glissando sulle responsabilità delle imprese e della Fiamma CGIL, Bonanni ha anche detto che non si può pensare di fare il bene dei lavoratori con l'antagonismo, in quanto il conflitto è la negazione della contrattazione. Produce solo macerie. Se uno ricerca il bene comune è un bene non di uno e non di un altro, è un bene di tutti e bisogna però saper lavorare per saper trovare il bene di ciascuno. Solo attraverso la cooperazione si ricerca il bene di ciascuno, attraverso lo scontro si cerca il bene di qualcuno a scapito dell'altro. Sul piano politico il segretario della CISL ha criticato l'attuale sistema fiscale che scoraggia gli investimenti, in particolare stranieri, suggerendo una politica fiscale che favorisca le imprese e il ritorno di quelle straniere. Fortificare i nostri territori, perché i nostri territori sono abbastanza deboli, bisogna renderli più forti. Perché? Perché i nuovi competitori partono da un vantaggio. Pagano tutto di meno, noi paghiamo tutto di più, quindi dobbiamo saper guadagnare di più.